Ora come va? Dovevate mettere qui qualcosa, così uno vedeva la presentazione, la online, ragazzi, l'organizzazione è tutto. I costi, ragazzi. Mettiamo i tavoli, non sapete i costi. Sì, non so. A queste cifre non puoi fare niente. C'è qualcosa che c'è un po' di gente. Sì, qualche non so, arriva, va, viene, Non parlavano con le donne, adesso ci confessiamo tutto, problemi, ansie, difficoltà, però insomma anche tra le donne ci sia una grande nostalgia di quello che dice, tanto io ho risolto il problema, non mi chiedere cosa ho fatto sul lavoro, non te lo racconterò mai perché magari ho fatto delle cose schifose oppure ho dovuto appiattire qualcuno, però almeno i problemi sono risolti, ecco, questo credo che sia una cosa che dopo tanti anni di crisi, di lamento, di sofferenze non sfogate se non del privato e anche di private depressioni, cose di cui come autori di fumetti abbiamo parlato, perché era giusto parlarne, è la nostra realtà, no? Però credo che siccome questi tempi di crisi dureranno almeno altri 10 anni, allora, permettiamoci di essere un po' più coraggiosi e sorridenti nonostante la crisi e anche i drammi che si attraversano, no? Dell'umanità. Quindi un po' da queste varie riflessioni mi è venuta l'idea di dire che tipo di eroe si può ripescare di questo tipo. Allora mi è venuto in mente che gli eroi d'avventura sono usciti negli anni 20, cioè in un momento durissimo dove c'era la crisi del 29, no? Invece uscivano questi personaggi positivi che andavano in Africa, uno si travestivano mascherati, si travestivano fantomasi nel Congo, vulcani. Però dovrei chiedere 10 come primissima domanda. Ed è quello che puoi capire tutto di una persona. esatto. Vuoi vedere che che lei si diretta a fare Un po' di equipaggi, un po' di... Allora si lavora? Ciao. Un sacco, guarda. Vedi che calca che c'è. Sì, ma di sopra poi siamo tutti appesi con la corda. Sì, Se viene su non so. Io però vestito di settimana prima stesso dovevo andare perché ho chiamato il Il tentativo è stato essere un socio maggiore, cioè manco di mia sorella, poi dopo un po' hanno vissuto altre persone, cioè in altre vite, Sappiamo che
Wow.